Viudude dall'alt, la parte settentrionale del Mar Adriatic ha una forma slunghiata e si può notare che il colore dei saghi delle bande italiane è più chiaro per via di una pendenza debole dal fondale marino. Queste caratteristiche è una vore rare sulle coste del Mediterraneo e dunque queste aree è una zona privilegiata per ricostruire i cambiamenti del livello del mare dal passato geologico. Il livello del Mar Adriatic è mutato una volta dall'ultimo milione di anni in relazione ai cicli climatici che si sono dati la volta ogni 100.000 anni circa, alternando periodi freddi, o ben le glaciazioni, con altri più o meno chialzi definiti interglaciai. La prima evidenza di una glaciazione che chiappe dentro anche le Alpi è di circa 800.000 anni in ora, dal Pleistocene di Miec. Il penultimo ciclo glaciale ha finito superiore 135.000 anni in ora e dall'interglaciale seguitivo la temperatura era di circa 2-3 gradi più alta di che di voi. Invece, il livello del mare era tra i 3 e i 9 metri per ora di quel corrente. Era in una fauna e una flora che come non sono più, come per esempio le planti tanto il boss e la zelkova, che voi si chiamano tesare de Asia subtropicale. La ultima glaciazione è scominciata circa 116.000 anni in ora, con la sua massima espansione più o meno tra i 29.000 e i 19.000 anni in ora, dal periodo chiamato ultimo massimo glaciale. Con i saghi sbloccati dai glaciari, la linea di queste dall'Adriatic è là indenante. A nord del mare era una grande plana di steppe, con caratteristiche simili al territorio di voi des Monts Altai de Siberia sud-occidentale. In questo habitat avevano mandris de grandi herbivores e all'era c'è tanto facile muoversi tra le aree italiane e che voi e le Dalmazie. Dal tempo de glaciazioni successive, il livello del mare si è alzato in maniera rapida, con una media di 2,5 metri per secolo, che per via delle crescite progressive delle temperature, che circa 11.600 anni in ora erano già aumentati di 4 gradi. Il mare è arrivato così di nuovo dal Golfo di Trieste, tra i 9.500 e i 9.000 anni in ora, creando una linea di queste che è tanto simile a che di voi. Si sono sviluppati sistemi costieri temporanei che hanno isolato zone di lagune e che hanno creato una rete di canali simile a che di voi. La crescita del mare successiva a 9.000 anni in ora li sa sommergiuti e voi resta dome qualche olme des zone di Savalon a una profondità tra i 30 e i 15 metri che i peschiatori di Maran e di Grau chiamano Tegnue, Trezze e Grevani. Tra i 7.500 e i 6.000 anni in ora circa si è formata la laguna di Grau e di Maran, in grazie dei dipuesis de fos dai flumps Tiliment, Losinch e Tor, che hanno isolato la laguna dal mare. Superiore 5.500 anni in ora, anche i flumps di risultive si sono alzati e le loro parti finali si sono trasformati in estuaris, che in certi casi sono diventati canali lagunari. In queste zone, le fasi finali dette dal bronzo, era presente un grande insediamento e si è potuto ricostruire che il livello del mare tra i 3.550 e i 3.200 anni in ora era tra i mancul 2,2 e i mancul 1,8 metri sotto di quella attuale. Voi, le lagune di Grau e Maran, si può inviare resti di edifici di epoche romane, secolo I d.C. e secolo II d.C., che come sono a circa 1 metro sotto dal livello del mare. Fin dal secolo VI d.C., la fossa del Tiliment era superiore 10 km più a ovest di che di voi. Cambiamenti importanti dai 4 secoli dopo hanno portato il fiume al corso che è alla voi. La fossa attuale, dal 600 d.C. a voi, è la dendenan banda il mare di circa 3 km. La linea di queste aveva di essi c'è tan simile a che di voi, già circa 1.000 anni in ora. Teschiartis dai cartografi veneziani dal 600, le isole che dividono l'Adriatic da lagune di Grau e Maran sono più o meno le stesse di che di Comò e hanno gli stessi nomi.
Le prime metà del secolo XX è state fatte su grandi aree del territorio che è stata definita la bonifica integrale. Voi in Friuli sono più di 20 km² sotto dal livello del mare che sono mantenuti sotto con impianti idrovers e con una rete di canali artificiali. In settori semplici di queste zone, il terreno si è sbassato a onde svelte per colpa di che si chiama subsidenza artificiale accelerata, vale a dire una compattazione di sedimenti restati fuori de aghe, che in manco di un secolo ha fatto sbassare le quote anche di 2 metri. Il livello marino degli oceani tra il 1999 e il 2020 si è alzato in media di circa 3 mm ad anno, quando un secolo in daur il valore era di 1 mm ad anno. O sin da ora viodi un'accelerazione collegata al riscaldamento globale, coi glaciari polari che si disfin tanto più svelti di una volta, rischiamando agli oceani grandi quantità di acqua che fanno crescere il loro volume. Le previsioni dai modelli climatici e calcolano che dentro dal 2100 i mari si alzeranno dai 20 ai 56 cm. Studi di dettaglio prevedono in poche date una crescita di circa 50 cm a Flum e di circa 100 cm a Vignesia. Ovvero di confrontarsi con livelli del mare che sono da ora alzati e intervenire dunque in cura con un cambiamento culturale che permette un rallentamento da ora di ciò che suggerisce l'Agenda 2030 e con interventi sui sistemi di bonifiche già presenti per arrivare a prepararsi e per mantenere sotto il territorio.